Un dolore condiviso ben più che dalle 500 persone che gremivano il Duomo di Castelfranco Veneto e dal migliaio che ordinatamente si è disposto oltre le transenne di un centro cittadino chiuso al traffico e listato a lutto. Tanto bianco invece ad avvolgere il saluto a Vanessa Ballan, ricco anche di rose e tulipani. La famiglia della commessa uccisa nella sua abitazione di Spineda aveva specificamente richiesto un profilo sobrio per una celebrazione semplice senza interventi. L'omelia affidata al vescovo di Treviso. Non c'è un motivo al mondo che giustifichi questo atto, questa violenza. Non c'è mai, non c'è sicuramente nel caso di Vanessa e della creatura che lei portava nel grembo. Ed è allora una totale insensatezza che rompe nella vita, in una vita come le nostre. E i ricordi si sommano lungo i pochi anni di vita di Vanessa. Carlo era in classe con lei in quinta superiore. Aiutava in classe con i compiti, mi aiutava a copiare in classe a volte, quello mi ricordo, in classe. Poi, ripeto, fuori dalla scuola non è che ci conoscevamo granché, quindi quello che posso dire è questo. Alessandra, quasi coetanea della mamma, l'aveva vista crescere e diventare donna. È una cosa che non riesco a... mi ha distrutto, cioè proprio perché penso a sua mamma che è più giovane di me, insomma, siamo cresciute nella stessa strada, così. Vanessa, omonima, è nata pure lo stesso giorno, ci lavorava assieme e quindi i suoi ricordi sono più recenti e pregni di rabbia. Se potevamo fare lo facevamo tranquillamente, se lei ci diceva cosa potevamo fare lo facevamo, magari denunciare anche noi ragazze, facevamo una denuncia, ok? Però non l'abbiamo fatto, ma anche se facevamo una denuncia magari non serviva. Avete rabbia? Abbiamo tanta rabbia, sì, forse si vede, ma ce la teniamo per noi. Abbiamo tanta rabbia perché non doveva succedere. Penso che non ci sia altro da aggiungere se non quello che bisogna, da un lato, inasprire ancora di più le pene, perché pensare che si possa addirittura prendere 10, 20, 30 anni e non restarci a vita in carcere è grave. E dall'altro il lavoro di comunità, esattamente quello a cui ha fatto riferimento il fratello di Vanessa. E proprio il fratello ha trovato la forza per condividere in chiesa un desiderio comprensibile e auspicabile. Ma vorrei che tutti ti ricordassero come ti ho appena descritto, semplice e solare, anche nelle difficoltà e nella prova che la vita ti ha riservato.